800.000 Mr. Smith scozzesi è andato a votare. Regista, proviamone un altro, sotto in ordine di alfabetico, non so che cosa c'è sotto Smith, fai l'altro Smith, è uno di quei cognomi come da noi cercare, che ne so, bianchi, vabbè adesso è un po' sparito, però una volta erano tutti bianchi, erano tutti rossi, e in Scozia pare che sia, gran parte siano Smith. Ne abbiamo un altro. Sei velocissimo regista comunque, abbiamo un regista velocissimo. Hello. Hello. Can I help you? Yes, we are Padania Radio. Can we make you a question, please? No, thank you very much. A Very question, good. it's free. Beh, il problema è che gli scozzesi sono notoriamente tirchi, quindi posso chiedere una domanda? No, thank you, non voglio, ma una domanda volevamo fare. Vabbè, proviamone un'altra, Abbiamo trovato questa, secondo me ha votato no. Perché uno che risponde così, secondo me ha votato no. Proviamone un'altra, regista. Vediamo se... can I make you a question, please? Avrà subito pensato, chi è st'italiano? Come minimo mi vuole entrare in casa. No, thank you. Can I help you? No, avete visto poi che concretezza nordica che hanno gli amici scozzesi? Questa sicuramente ha votato no. Vediamo un po'. Vediamo se risponde qualcuno dall'altro lato dell'Atlantico. I'm sorry I've missed you. Please phone back later. Thank you. Bye. È un nastro questo. Ma non c'è il beep secondo te? C'è il beep. Sorry. That's a call from a strange country named Italy. We don't have freedom, we don't have democracy, we only have Renzi, 80 euros and a lot of trash television. Please vote yes to your independence, because your independence is our independence. Please, it's so important for us. It's so important, you know? Please, go and vote yes. Chiudi. Abbiamo fatta. Un voto lo portiamo. Questo qui torna a casa, sente, ok, please, subito, vedrai che per lui sarà un segno del destino. Ne proviamo un altro, Roberto, ce l'abbiamo? Vediamo intanto di provarne un altro, insomma, qui noi stiamo facendo qualcosa di concreto, voi non siate da meno, avete dei, non lo so, dei cugini in Scozia, degli amici scozzesi, telefonate, perché voi almeno li conoscete, sei andato a votare? Sì, anche con un inglese meglio del mio, vediamo un po' se qualcuno risponde. Hello. Your call can't be taken at the moment, so please leave your message after the tone. Un'altra. Hello, that's a phone call from Italy. Please help us. If you vote yes for independence, maybe we will get a little bit more of freedom even here in Italy. If you vote no, we in Italy have so much problem because Italy still exists and Italy there is not democracy and many problems. If you vote yes, maybe we can change the world, but I can't vote. You have to vote yes. Go and vote yes, please vote yes, please.
E la nostra sequenza di brani propiziatori è partita proprio con Annie Lennox, Sweet Dreams. Annie Lennox dovrebbe essere tra gli indipendentisti, perché il mondo della musica si è diviso, in gran parte sono indipendentisti, solo che Annie Lennox, da quando il clima si è un po' arroventato, ha incominciato a dire che ha dato un po' una risposta alla Lorenzo Cesa l'ultima volta che l'hanno intervistata, ha detto ci sono vantaggi e anche svantaggi per l'una e per l'altra opzione, bisogna soppesarli bene e poi decidere. Poco importa però, perché proprio questa canzone Sweet Dreams è la colonna sonora della campagna indipendentista portata avanti dal premier Salmond, ma non solo, da tantissimi comitati cittadini che insomma si stanno dando da fare e stanno facendo davvero tremare lo Stato inglese, come dimostra la preoccupazione che in questi giorni abbiamo visto da parte della regina, da parte del primo ministro Cameron, degli altri principali esponenti della politica inglese, che hanno detto anche se voterete no avrete comunque più autonomia. Quindi certamente una Scozia che sta facendo tenere tutto il mondo, lo sta facendo stare con il fiato sospeso, e noi siamo qui in mezzo a questa storia. Intanto sono arrivati qualche sms sul mio inglese, uno io lo giudico un complimento, perché io giudico sempre le cose complimenti a meno che non siano insulti, e me l'ha scritto Donato, che ha detto che il mio è un inglese da primo ministro. Dici che direi che è esatto, un complimento, e infatti sono in buona compagnia, mentre Sergio è molto più tranchant, dice guarda, secondo me qualcuno sente il tuo inglese in segreteria e si fa molte più idee dell'Italia di quante non siano quelle cose che hai detto nel tuo messaggio. Massimo invece dice ragazzi, guardate che oggi è quel giorno, quello da scolpire nel granito, oggi in Scozia si fa la storia e si fa la libertà, speriamo proprio, caro Massi, che speriamo che le cose vadano così. Allora, noi tratteremo ovviamente di Scozia oggi e cercheremo anche di capire quali sono i legami che davvero a effetto domino potrà scatenare la Scozia se dovesse davvero fare una svolta indipendentista, come è nelle paure di Enrico Letta. Quindi vedremo come andranno le cose, cercheremo di farlo insieme, soprattutto nella seconda parte di Rebelot, quando cercheremo di chiacchierare anche assieme a voi su quali possono essere le prospettive di un mondo e di un'Europa che in effetti sta covando un desiderio di riscrivere i propri confini geografici ed economici, perché le due cose vanno ovviamente insieme, tant'è vero che in questo momento, tra le ragioni della propaganda che diciamo stanno contro alla indipendenza scozzese, c'è anche quella: loro uscirete dall'Unione Europea, poi non vi faranno più entrare perché la Gran Bretagna e il Regno Unito si opporrà, ma non solo, anche la Spagna si opporrà all'ingresso della Scozia nell'Unione Europea, e quindi vedrete che sarete da soli, isolati, come se il mondo non fosse abbastanza grande per poter fare a meno anche dell'Unione Europea, come se non ci fossero altri paesi che ormai sono interconnessi con i nostri e con i quali si possono fare assolutamente degli affari anche migliori di quelli che si fanno nell'area euro, e devo dire probabilmente ci vuole poco. Un'altra delle canzoni che vi metteremo oggi pomeriggio invece è di un cantante che, così se vi dico il nome voi non pensereste mai a un cantante scozzese, perché si chiama Paolo Nutini. Infatti è originario della provincia di Lucca, i genitori sono appunto originari della provincia di Lucca, però lui è scozzese, e questo non basta però a entrare nella nostra playlist. Non solo è scozzese, ma anche si è espresso a favore dell'indipendenza, e quindi noi lo tributiamo con questa canzone che fa scaramanzia e che ci accompagna poi al risultato che scopriremo questa sera insieme, quale sarà, se oggi davvero, come dice Massimo da Milano Sud, si scriverà o meno la storia. Questa è Candy di Paolo Nutini.
E questo è Paolo Nutini, appunto cantante scozzese, che intervistato sulla questione dell'indipendenza, a differenza di Annie Lennox, è stato parecchio più chiaro. Ha detto: l'idea che in un paese possa controllare il proprio destino è fantastica, credo si stia seminando molto allarmismo su quello che succede, ma il Regno Unito finora ha dato molti più benefici alle classi alte che quelle basse della società. Ecco, questo diciamo che è il pensiero di Nutini, che ci fa capire anche come la questione indipendentista si saldi in modo inestricabile con una crisi sociale ed economica che ovviamente ha portato molte simpatie a quella che è una soluzione che quantomeno sarebbe reale, plausibile, quella di aprire una pagina nuova con un paese nuovo. Dicevamo a proposito dei VIPs che si sono schierati a favore dell'indipendenza scozzese, beh, non poteva mancare Sean Connery, che lo dice da un sacco di tempo, e forse ha un po' sorpreso tutti la stilista Vivienne Westwood, che ha fatto sfilare le sue modelle con la spilla Yes Scotland. Anche questo è successo, tant'è vero che anche Giorgio Armani oggi ha detto, per quanto non sia cittadino scozzese, non voglio farvi fare confusione, però anche Giorgio Armani ha detto in un inglese migliore del mio che è dalla parte dell'indipendenza scozzese. Allora chiudiamo questa prima parte di Rebelot con una indimenticabile clip che ho citato e che quindi ci godiamo e ci ricordiamo a proposito del mio inglese da primo ministro e anche un buon inglese da ex sindaci di Roma, quindi please visit Italy. Please visit the website, but please visit Italy. We're the best country in the world in terms of culture, landscapes, art, history, cities, villages, beautiful countryside, seaside, mountains. That is Italy, you know, perhaps you're dreaming about. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco